Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Grande partecipazione e grande commozione ieri a Militello in Val di Catania per l'ultimo saluto a Pippo Baudo e tra i presenti politici e artisti Gigi D'Alessio, lui sempre vicino alla gente, il presidente del Senato La Russa. L'ho conosciuto che ero bambino, Monsignor Albanese ha pianto e mi ha ringraziato per la benedizione, il lungo applauso della piazza. Si è fermato il paese di Aci Castello, nel catanese, per i funerali di Ciccio Aronica, il giovane di 23 anni morto in Puglia per un fatale tuffo. A Caltanissetta ha ricoverato un bimbo di 5 anni affetto da malaria, il caso individuato grazie ai medici del reparto di pediatria. A Palermo un detenuto nigeriano va in escandescenza, dà fuoco alla cella e aggredisce 6 agenti penitenziari. I sindacati denunciano al Pagliarelli situazione incandescente. Il sistema dell'elisoccorso in Sicilia sotto i riflettori dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, ha aperta un'indagine sull'affidamento in proroga e sulle ultime gare. A Palermo la nave Palinuro, la goletta della Marina Militare Italiana, in tanti sono accorsi ad ammirarla al molo trapezoidale del capoluogo siciliano. Calcio, il Palermo lavora per la gara di sabato al Barbera contro la Reggiana, qualche assenza per Inzaghi, soprattutto in difesa. Domenica al Massimino, Catania-Foggia, alla prima giornata di campionato assisterà anche il Patron Pelligra, pronti al debutto anche Siracusa e Trapani. Come avete sentito dai titoli, è stata una lunga giornata quella di ieri a Militello in Val di Catania per i funerali di Pippo Baudo. Grande partecipazione, grandissima soprattutto commozione. Vediamo il primo dei 3 servizi. L'unico lungo applauso gliel'ha fatto il popolo di Militello in Val di Catania sulle note di cavalleria rusticana. Pippo Baudo se n'è andato così. Al di là degli applausi rimane la sua capacità di comunicare vicinanza, dice nell'omelia Don Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo. Credetemi, è stato commovente il giorno in cui ho potuto, dopo tanti anni, impartirgli l'assoluzione. E poi trovo davvero difficoltà nel descrivere quello che è successo. Nel momento in cui gli ho chiesto se potevo comunicargli il corpo di Cristo. La particola consacrata era sulle mie mani e volevo consegnargliela. E lui mi ha guardato con grande commozione e ha pianto, sì, ha pianto, e mi ha ripetuto per ben 3 volte: grazie, grazie, grazie. Distrutti dal dolore la figlia Tiziana e il figlio Alessandro, in prima fila le istituzioni, commossi gli amici, Michele Guardia, Albano, Gigi D'Alessio, Lorella Cuccarini, Alberto Matano. Il Vangelo è quello tratto dalle beatitudini di Matteo, poi il ricordo del sindaco e infine il nome di Pippo in un'unica voce gridata dalla sua Militello. Come avete sentito dal servizio, oltre alle tante persone che nonostante il caldo hanno assistito ai funerali in piazza di fronte alla chiesa con un maxi schermo montato proprio nella piazza, c'erano tanti politici che come dire, hanno voluto rendere l'ultimo omaggio a Pippo Baudo. Il presidente del Senato La Russa dice: l'ho conosciuto da piccolo. Luca Ciliberti. Pippo Baudo è la politica un amore mai sbocciato. Eppure ci hanno provato in molti ad avvicinarlo negli anni di maggior successo. Qualcuno lo voleva proporre addirittura come presidente della regione o sindaco di Catania. Nel giorno del suo ultimo saluto anche la politica, con le massime istituzioni, ha voluto rendergli omaggio presenziando alle esequie o anche solo con una corona di fiori. E mio cugino Mario, che organizzava la festa a Paternò della matricola, parlando con mio fratello Vincenzo, disse: dobbiamo imitare a presentare, c'era uno spettacolo. Pippo, te lo ricordi? Pippo Baudo all'università sta emergendo, è un presentatore, farà strada. Ecco, io l'ho sentito che avevo 9 anni, il suo nome la prima volta, poi l'hanno imparato tutti gli italiani. Tra i presenti c'era anche il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, già dirigente e produttore TV negli anni di Pippo Baudo a Sanremo. Siamo qua a ricordare la persona più che il personaggio. È stato detto tanto del personaggio, dell'artista, e forse quello che è stato detto poi non è
non basta mai, perché chi l'ha conosciuto, chi ha avuto modo di lavorarci sa quanto fosse veramente fenomenale, diciamo prodigioso, come ha detto Benigni, come ha detto Fiorello. E oggi però pensiamo alla persona, siamo qua in mezzo alla sua gente, nel suo paese dove è nato, che lui amava tanto, era molto legato alla famiglia, ai suoi genitori, e quindi per noi è doveroso, per me è doveroso ricordarlo, e anche a nome del governo. In prima fila anche il presidente della regione Renato Schifani, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e numerosi sindaci della provincia di Catania, tra questi anche quello di Catania Enrico Trantino, che pensa già a intitolargli qualcosa proprio a Catania. È giusto che Catania lo onori senza fretta, ma rivolgendogli il tributo massimo che gli si possa dedicare nel momento in cui individueremo quel che sarà giusto porti il suo nome. Infine il sindaco Giovanni Burtone sul pulpito alla fine della cerimonia ha ringraziato il suo cittadino illustre. E come si è visto dalle immagini, diversi gli artisti presenti a Militello in Val di Catania, da Lorella Cuccarini ad Albano, Gigi D'Alessio. Pippo era autentico e vicino alla gente. Roberta Lunghi. Non è stata una passerella di personaggi dello spettacolo, è stato il desiderio di esserci per amore e condivisione, in una Militello che è stato crocevia di emozioni e ricordi praticamente di tutti, perché Pippo era davvero di tutti. Nel giorno dei funerali di Pippo Baudo, l'arrivo degli artisti che hanno voluto esserci si è risolto in un blindatissimo percorso tra la gente, per lo più fatto di no comment, come quello di Lorella Cuccarini. Nessuna parola, solo la voglia di ritrovarsi con la famiglia del suo Pippo prima di fare accesso nel santuario della Madonna della Stella. Non potevo non esserci, ha detto Gigi D'Alessio, per quel non mollare mai che è stato un motto condiviso con il grande presentatore. A te ti chiamano tutti Gigi, lui lo chiamano tutti Pippo, ci sarà un perché? Sì, perché siamo quelli vicini alla gente. Pippo è sempre stato vicino alla gente, è stato vicino a tutti noi artisti, ha sempre dispensato consigli, disinteressato, era un ottimo, non solo conduttore, era un'ottima persona. Io sono qui per la persona, perché Pippo era veramente splendido. E poi Albano, poche parole e un chiaro affetto sincero. È una vita, non è un ricordo, è una vita. Parliamo di dignitoso lutto. Si sono accorti che hanno perso un grande. Amava scoprire i talenti Baudo, e tanti parlano di lui come un padre. Lo sa bene un altro scopritore di talenti come Michele Guardì, regista siciliano, che ha sfidato il caldo asfissiante solo per dire ciao Pippo. Nessuno di noi ha degli eredi, sono degli altri grandi bravi professionisti, ma quando è morto Totò è morto Totò. Totò era Totò, Pippo Baudo era Pippo Baudo. E adesso ci spostiamo ad Aci Castello, dove il paese si è fermato per i funerali di Ciccio Aronica, il giovane di 23 anni morto in Puglia per un fatale tuffo. Adelaide Barbagallo. La chiesa di San Mauro Abate di Aci Castello, troppo piccola per contenere il dolore e l'affetto di familiari, amici, compagni di squadra di Francesco Aronica, per tutti Ciccio, morto per un fatale tuffo in un mare diverso da quello della sua Sicilia. Lacrime soffocate a stento, a braccia e sulla bara la maglietta degli Elephants, squadra di football americano nella quale giocava. Lo sport, la sua passione. Impossibile spiegare il dolore, dice padre Raciti nella sua omelia. Non ci sono parole, ma perché realmente non esistono né le parole per poter esprimere quello che si prova in momenti così dolorosi, né tantomeno ci sono parole per poter dare risposta alle nostre numerose domande. I genitori di Ciccio sopraffatti da tanto affetto e dalle parole del parroco. I suoi compagni di squadra continuano a parlare di lui come un fratello, ricordano la grinta, il sorriso contagioso e la grande generosità di Ciccio, che vestiva la maglia numero 22. A Caltanissetta ricoverato un bimbo di 5 anni affetto da malaria, il caso individuato grazie ai medici del reparto di pediatria. Rita Cinardi.
Una febbre che durava da giorni accompagnata da vomito e spossatezza. A prima vista poteva sembrare una comune influenza, ma l'intuito dei medici del reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Elia ha scongiurato il peggio per un bimbo di appena 5 anni originario del Pakistan. Il piccolo, residente a Caltanissetta, era partito con la famiglia per trascorrere qualche giorno nel suo paese, ma al ritorno sono cominciati i primi sintomi, fino a quando i genitori, preoccupati per le sue condizioni, lo hanno trasportato al pronto soccorso. Da qui il ricovero in pediatria, dove sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso. Diciamo che abbiamo fatto un'accurata anamnesi, quindi il bambino che veniva dal Pakistan, una sintomatologia febbrile che compariva ogni 2 giorni. Abbiamo fatto i primi esami di laboratorio che mostravano un emocromo che era suggestivo per la ricerca della malaria, perché aveva una riduzione delle piastrine e un'anemia, e quindi a quel punto abbiamo posto proprio in diagnosi differenziale la malaria ed è risultato effettivamente affetto dalla malaria da Plasmodium vivax. La malaria è potenzialmente letale, intercettare casi come questi tempestivamente è fondamentale per evitare conseguenze nefaste. Fu il 20 agosto del 1897, infatti, che il medico Ronald Ross scoprì in India il collegamento tra zanzara e malaria, scoperta che gli valse il Nobel per la medicina nel 1902. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che siano 700.000 le persone uccise negli anni da questi piccoli insetti. Succhiando il sangue a uomini e animali sono il perfetto vettore non solo della malaria, ma anche di febbre gialla, dengue, West Nile e altre patologie. In Italia, per quanto riguarda la malaria, si registrano soltanto casi di importazione da altri paesi. Come sentivate dal pezzo, anche West Nile, e c'è un caso sospetto di West Nile in un paziente ricoverato al Policlinico di Palermo per diverse patologie. Insieme agli esami è stato eseguito anche un test per verificare se avesse un'infezione causata da virus attraverso la puntura di zanzare infette, risultato che avrebbe dato un flebile responso positivo che dovrà ora essere confermato nei prossimi giorni, secondo quanto comunicano dal Policlinico. Rimaniamo a Palermo, perché un detenuto nigeriano ha dato fuoco alla sua cella e ha poi aggredito 6 agenti penitenziari che sono finiti in ospedale. I sindacati, situazione incandescente al Pagliarelli. Tonino De Mana. Ancora aggressioni in carcere ed ancora agenti che finiscono in ospedale per un'escalation di violenza nei penitenziari che non si ferma. Al Pagliarelli di Palermo 6 agenti sono rimasti feriti in seguito al pestaggio effettuato da un detenuto nigeriano che ha appiccato il fuoco alla sua cella attirando i poliziotti per poi aggredirli. È a quel punto che l'extracomunitario li ha picchiati con un tondino di ferro preso dalla finestra. Uno degli agenti ha subito la frattura del metatarso, gli altri invece hanno riportato contusioni ed escoriazioni. L'aggressore era stato trasferito recentemente dal carcere Cerulli di Trapani per questioni di ordine e sicurezza. Già la scorsa settimana l'uomo si sarebbe reso protagonista di altri comportamenti violenti in qualche modo contenuti dagli agenti di polizia ed era stato messo alcuni giorni in isolamento. Evidentemente non è servito a placare la sua ira, non le manda dire Calogero Navarra del Sappe. Purtroppo oramai questa sicurezza non può essere più garantita, addirittura l'appartenente al corpo nell'intervento ad garantire l'incolumità del detenuto facinoroso rischia poi di essere denunciato per maltrattamenti. Ormai c'è un indebolimento dello Stato e di conseguenza dell'appartenente al corpo della polizia penitenziaria. Un problema nel problema, la situazione al Pagliarelli. Ormai si può determinare che la situazione già era precaria, ora è incandescente. Chiediamo con massima urgenza l'intervento da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e degli organi competenti. Da tempo i sindacati invocano interventi per uomini e mezzi. Il sistema dell'elisoccorso in Sicilia sotto i riflettori dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. È stata aperta un'indagine sull'affidamento in proroga e sulle ultime gare. Lorena Dolci. Sono le pale che ti salvano, quel frullio giallo che in pochi minuti è in grado di prelevare un paziente grave dai luoghi più impervi o dal mezzo di un'autostrada e trasportarlo in corsia, affidato alle cure dei medici. Minuti preziosi e salvavita. Sulle procedure della gara dell'elisoccorso in Sicilia, adesso l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, ha aperto un'indagine. Troppe anomalie nel servizio gestito da 12 anni dalla stessa azienda, la Vincis Aviation Italia, e affidato negli ultimi 4 anni
anni in regime di proroga con contratto scaduto. Un servizio vitale ma oneroso per le casse della Regione, che paga 1,8 milioni di euro al mese, canone fisso. Per aprire la concorrenza quest'anno la Regione ha avviato 2 bandi, adesso congelati, in attesa delle conclusioni dell'ANAC, che ha chiesto alla Regione la documentazione degli ultimi 12 anni. Con la procedura aperta il 21 luglio, l'ANAC mira a fare chiarezza sia sulla prima assegnazione, ma anche sui motivi che hanno impedito la pubblicazione di un nuovo bando e sulle ultime gare. A finire congelato non è solo l'affidamento del servizio di elisoccorso, ma anche quello relativo all'antincendio. La procedura negoziata prevedeva infatti anche la copertura delle 4 basi operative dell'isola. Il sistema dell'elisoccorso in Sicilia, secondo i dati nazionali, è considerato tra i più efficienti d'Italia e copre ogni anno oltre 2000 missioni. Le isole minori come Lampedusa, Stromboli e Pantelleria dipendono interamente da questi voli salvavita, così come le zone interne dell'isola penalizzate da distanze e carenze infrastrutturali. Adesso c'è la pubblicità, poi ci spostiamo a Ortigia, a Siracusa, per la denuncia degli operatori marittimi del porto, e anche a Palermo perché lì c'è la nave Palinuro. Centro storico di Siracusa alla deriva, pochi controlli, calessini e scooter che sfrecciano tra la gente e la musica ad alto volume. La denuncia arriva dagli operatori marittimi del porto, così i turisti dicono non tornano più. Francesco Aloi. Ortigia, un'isola alla deriva. Tra chi vive o lavora qui c'è chi definisce così il centro storico di Siracusa. Qualcuno addirittura lo considera un Luna Park, che però fa fuggire i turisti, anche quelli che arrivano via mare, con gli yacht. Una cosa che a me io proprio non digerisco, cittadini italiani che camminano a dorso nudo, questa è una cosa che proprio mi fa imbestialire, però i vigili urbani, nessuno che li ferma e dice signore scusi si metta la maglietta. Non ci sono regole, o meglio, le regole ci sono, ma spesso non vengono rispettate. Servirebbero più controlli? Sì, servirebbero più controlli, anche se credo che ormai siamo talmente malmessi che passeranno anni affinché la città possa ritornare in auge come merita. Ci vorrebbe forse un sindaco alla Cateno De Luca. Scooter, bici o calessini che sfrecciano facendo slalom tra la gente. E poi la musica ad alto volume, anche a tarda notte. Qui la sera il Foro Italico si trasforma in una discoteca sotto le stelle. Bello, ma... No, bisogna mettere un freno assolutamente alla musica ad alto volume, perché molto spesso ho ricevuto delle lamentele da parte dei miei clienti. E quest'estate il turismo sta registrando un calo che certamente non incoraggia chi lavora nel settore. Chissà se tutto questo unito al degrado non possa esserne la causa. A Palermo arriva la nave Palinuro, la goletta della Marina Militare Italiana. In tantissimi sono accorsi ad ammirarla al molo trapezoidale del capoluogo siciliano. Marco Gullà. L'occasione è stata quella della partenza della regata Palermo-Monte Carlo, un'occasione più che speciale per l'approdo della nave Palinuro nel capoluogo siciliano. La goletta della Marina Militare, ormeggiata al molo trapezoidale di Palermo, potrà essere visitata fino a domani, qui mentre raggiunge il porto del capoluogo, elegante e identificativa. Costruita nel 1931, acquistata dall'Italia nel 1951 e ribattezzata Palinuro in omaggio alla figura mitica del nocchiero che nell'Eneide di Virgilio accompagna Enea, con i suoi 3 alberi, la colorazione dello scafo a strisce nere e bianche e le linee dello scafo, la nave è inconfondibile da incrociare in mare o osservare in porto. Il miglior modo per festeggiare i 20 anni della Palermo-Monte Carlo, la regata che ogni anno richiama tantissimi appassionati di vela. A gareggiare in questa 20ª edizione ci sono 45 barche dai 10 ai 30 metri in rappresentanza di 9 nazioni: Italia, Monaco, Francia, Polonia, Austria, Germania, Gran Bretagna, San Marino e Turchia. Adesso la pubblicità, poi il calcio. Il Palermo lavora per la gara di sabato al Barbera contro la Reggiana, qualche assenza per Inzaghi, soprattutto in difesa a breve, l'ufficialità di Joronen e Veroli. Marco Gullà.
La buona prestazione di sabato scorso a Cremona ha certificato che il Palermo è già pronto per il campionato e per l'esordio di sabato al Barbera contro la Reggiana. Rodaggio finito, è il momento di fare sul serio. Servono soprattutto i gol di Brunori e poi Ampalo, sottotono fino adesso nelle amichevoli precampionato e nella gara di Coppa Italia a Lozzini. Sabato mancherà Peda, infortunatosi sabato scorso. Gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni gravi, sarà disponibile per la seconda giornata di campionato. Assente anche Magnani, difensore per problemi familiari, ha deciso di comune accordo con la società di prendersi alcuni giorni di riflessione. In dubbio anche la sua permanenza a Palermo. In caso di rescissione contrattuale, il DS Osti sarebbe obbligato a tornare sul mercato per cercare un nuovo difensore. Piace Vogliacco del Genoa, ma non è una trattativa semplice, anche perché il difensore ha pure richieste dalla Serie A. Intanto Joronen e Veroli, affari definiti nei giorni scorsi, sono attesi in città dopo aver superato le consuete visite mediche. Entro venerdì dovrebbero completare tutte le procedure necessarie per unirsi ufficialmente al Palermo, diventando così due nuovi giocatori rosanero. Verre invece fuori dal progetto tecnico, non ha ancora trovato squadra anche per un ingaggio fuori dai parametri della Serie B. Domenica alle 21 al Massimino Catania-Foggia, prima giornata di campionato alla presenza del patron Pelligra. Francesco Triolo. Sarà una settimana cruciale per il Catania sul campo e fuori. L'attenzione è rivolta intanto al campo, visto che domenica sera è previsto l'esordio in campionato al Massimino contro il Foggia. La squadra, dopo il giorno di riposo di ieri, da oggi pensa a quell'impegno con Toscano, che deve fare i conti con le difficoltà numeriche soprattutto a centrocampo a causa delle squalifiche di Martic e Quaini e all'assenza di Di Tacchio. Partire con il piede giusto è l'imperativo anche per togliersi subito la ruggine dopo la sconfitta di Coppa a Crotone. Sul mercato poi è il tempo dell'accelerata finale, mancano 2 settimane alla chiusura e il DS Pastore è impegnato nella definizione della rosa, che significa scegliere i 23 e cercare di trovare una sistemazione a chi è fuori. D'Andrea è uno dei candidati principali ad uscire, Pastore sta cercando 2 attaccanti, ma anche il centrocampo è sotto osservazione, considerato che l'interesse rossazzurro negli ultimi giorni è stato per Tascone del Foggia, dopo i sondaggi su Vallocchia della Ternana e Capezzi della Carrarese. Intanto si sta discutendo il rinnovo del contratto per Jimenez. Tra campo, mercato e non solo si inserisce anche l'arrivo del patron Ross Pelligra in città. Domenica sarà sugli spalti del Massimino per la prima di campionato, ma poi dovrà discutere con la dirigenza sia delle operazioni in entrata ed uscita che della situazione legata a Torre del Grifo, per la quale si attende l'avvio dell'asta al rialzo. Il Catania c'è e confida di ricostruire proprio lì la sua casa. Pronti al debutto anche Siracusa e Trapani alle 6 lunedì a Salerno. In casa Granata, entusiasmo dopo la qualificazione al secondo turno della Coppa Italia DC. Sergio Colossi. Il Siracusa riparte da Marco Turati, pace fatta tra il presidente Alessandro Ricci e l'allenatore azzurro che ha regolarmente diretto la ripresa della preparazione in vista dell'esordio in campionato lunedì sera a Salerno. I due si sono ritrovati per parlare della prestazione di Foggia, ma soprattutto di mercato, e c'è stata convergenza tra le parti. Servono almeno 5 calciatori in attesa dell'arrivo della fideiussione integrativa. Turati ha ricevuto ampie rassicurazioni, non sono bastate invece al direttore sportivo Laneri, che tra l'altro non aveva ancora firmato il contratto. Al posto dell'ex Catania si lavora per Trevor Trevisan, già della Casertana, e in alternativa Claudio Ferrarese la scorsa stagione a Lucca. Si vive tutt'altra atmosfera a Trapani, unica siciliana di Serie C ad aver superato il primo turno della Coppa Italia. La squadra prepara in un clima di fiducia l'esordio in Puglia contro il neopromosso Casarano. Arbitrerà Giorgio Di Cicco di Lanciano, che diresse il successo esterno nei minuti di recupero al Francoscoglio di Messina. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.